Apocalisse capitolo 6. I primi quattro sigilli, cavallo e cavaliere. Quando l'agnello sciuglietto i primi che gli sette sigilli, veriette sentietto i primi che gli essere vivo, che alluccava, e con una voce che apreva un'andrunata ricetta, vieni qua, e andrà a comparette un cavallo bianco, un uomo che cravaccava e chi se ne un'arca in mano sua. Fu subito consegnato a chi una corona, e troppo un poco facette scinata voto come una eroe per peggere ancora. Quando l'agnello rapette che lo secondo sigillo, sentiette che lo secondo essere vivo che alluccava diceva, vieni. E t'hanno ascettato un cavallo russo come un fuoco, e Achille che cravaccava fu il potere e lui la pace coppa a terra, perché tutta la gente si scannassero l'uno con l'altro, e in mano sua fu consigliata una spada assai terribile. Quando chi l'agnello rapette che lo terzo sigillo, sentiette che lo terzo essere vivo che alluccava diceva, fatta annanzi. E andrà a comparette innanzi a me un cavallo nero, e chi lo cravaccava teneva una valanza in mano sua. E in mezzo a chi li quattro esseri vivi sentiette una voce che strillava e diceva: una misura e rana per urinare, e tre misure e orge per urinare. Non rispetto a lui gli ovine. Quando chi l'agnello rapette che lo quarto sigillo, sentiette la voce che lo quarto essere vivo che diceva: fatta annanzi pure tu. E andrà a comparette innanzi un cavallo citruogno. Chi che stava a cavallo era morto, e appresso a essa venette tutta la casa riavola. Allora fu dato potere di soffunare una quarta parte e tutta quella gente che stava in coppa a tutta la terra, che la spada, che la fame, che la peste, e con tutte le berbe furiose della terra. O quinto sigillo, la preghiera dei martiri. Quando l'agnello rapette che lo quinto sigillo vedette sotto allardare tutte quell'anima e quelli che erano stati accesi per mezzo della parola di Dio, e per mezzo che l'attestazione loro, che avevano rata, e che la parola è Dio. E tutte che l'anima alluccavano una voce agli altri e dicevano: Zina a quando, Signore, tu che sei santo e verace, tieni intenzione non fa giustizia, e non accomincia a vernacare tutto il sangue nostro, in a tutta la gente della terra. E stesso danno fu dato ognuno di chi una veste bianca, e fu comandato a loro e aveva ancora un po' di pazienza. Zina a quando non fosse accompito chi lo numero e tutti i compagni loro, che stavano a servizio innanzi a Dio, e un numero tutti gli fratelli loro, che avevano essere ancora accesi come a loro. O sesto sigillo e terremoto. Quando l'agnello rapette che lo stesso sigillo c'è fu un terremoto assai violento, o sole andava andare nero come una panna di lutto, e la luna andava andare rossa come il sangue. Tutte le stelle che stavano in cielo carettero in coppa a terra, tale e quale come succedette a un pere e fighe, quando sbaluttiate che Lucifero e lassacare in terra tutti gli frutti suoi che non sono ancora ammaturati. O cielo s'accartucciava con mano libera e tutte i mondi e tutte le isole furono buttate per l'aria, a rinda a chi lo pizza dove si trovavano a prima. E tane tutte le re la terra, tutto l'uomo rosso, tutte le cape, tutte le ricche pellone, e l'uomo assai potente, e per ultimo ogni persona, schiavo libero, si nascondettano subito rinde caragonce, le rinde scarubere i mondi, e ricevono a tutti chi li monta e a tutti chi li derruba. Buttatevi in cuore a noi, e nascondeteci annanzi alla faccia, e chi che sta settato in coppa trono, e annanzi a tutta la collera dell'agnello, perché mo' arrivato che giorno assai terribile. E tutto sdigno loro, chi mai sarà capace e poterei innanzi a loro?